Allo stadio Cesare Brin va in scena la quarta giornata del girone A di eccellenza, di fronte alla Cairese di Mister Benzi e l'Albenga di Mister Grandoni. Dollati giallo-blu reduci dalla vittoria in trasferta contro il Pietra Ligure, dall'altra gli Ingauni, fermi lo scorso weekend dopo il successo sempre contro i pietresi. La partita è preceduta dalla consegna della maglia numero 100 a Matteo Piana, festeggiato dalla società per la sua 100ª presenza in maglia cairese. Si parte con condizioni atmosferiche difficili dovute al forte vento che soffia sullo stadio Brin. Primo tempo tattico con Rizzo che al nono mette in mezzo un pallone pericoloso sventato però dalla difesa ospite. Al 14° le prime proteste della sfida, Saviozzi conclude, Gianrossi respinge, sulla ribattuta la Cairese protesta per questo contatto in area tra Juan Pablo Gargiulo e Rizzo, sul quale l'arbitro Romeo sorvola. Rivediamo le immagini sulle quali i giallo-blu protestano fortemente. Al 30° Alessi irrompe in area di testa, ma Gianrossi continua a difendere i pali Ingauni, dimostrandosi uno dei migliori in campo, ma è solo il preludio del gol. Al 34° Alessi prende il pennello e disegna una traiettoria perfetta sulla quale il portiere ospite non può nulla. Palla sul palo e in fondo alla rete per il gol del vantaggio e per la gioia della panchina giallo-blu. Quando la partita sembra indirizzata sull'1-0 ci pensa però Lupo con la sua esperienza a riequilibrare le sorti della sfida con questa zampata in area al 44°, con l'Albenga che acciuffa così il pari nel finale, andando così a riposo sull'1-1. Il secondo tempo si apre con questo invitante lancio sul quale Facello e Pastorino si ostacolano, di fatto neutralizzando l'occasione. Al 55° è sempre Pastorino a rendersi pericolosissimo, ma Gianrossi ancora una volta si supera evitando la rete con una prodezza di piede. Al 61° Piana prova a festeggiare la 100ª con questa botta da fuori, ma il portiere Ingauno blocca senza problemi. Un minuto dopo Saviozzi prova il tiro alla Del Piero con il mancino a rientrare dallo spigolo dell'area, ma il pallone termina non troppo lontano dai pali. È in quel momento però che l'Albenga affonda, situazione in area punita dal signor Romeo per questo contatto al 63° e conseguente tiro dal dischetto per gli Ingauni. Se ne occupa Costantini, il quale apre il piattone e batte un incolpevole Moraglio. La squadra di Mister Grandoni sa soffrire e conquista così la rete dell'1-2. La porta dell'Albenga sembra stregata per la Cairese. Al 76° il tiro cross di Durante viene smanacciato da Gianrossi e finisce sulla traversa, mentre all'84° è Tona a fallire un rigore in movimento su torre aerea del compagno. A 3 dal termine insolito si accentra e conclude con una botta secca che termina di poco alla sinistra di Moraglio e si va così verso il recupero. Prima al 48° la Cairese protesta per questo contatto al limite giudicato fuori area dal signor Romeo. Rivediamo le immagini. Poi al 49° su cross dalla destra ci pensa Capitan Saviozzi a decidere la sfida. Incornata del capitano giallo-blu con tutta la panchina di casa che scatta in piedi. Corsa dell'attaccante sotto la tribuna per esultare. Una rete che regala così un isperato pareggio ai padroni di casa. Questa è l'ultima occasione della sfida. Pari tra Cairese e Albenga allo stadio Brin nella quarta del girone A di eccellenza.